Siamo qui nonostante il tempo, nuovamente tutti riuniti insieme in una forma ridotta di Asolo Fiorita, in un periodo dell'anno del tutto inusuale, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta nonostante gli sforzi organizzativi veramente importanti per mettere in piedi la terza edizione di Asolo Fiorita. Uno sforzo organizzativo che ha visto coinvolta una grande squadra, una squadra eccezionale, se penso anche al numero di persone coinvolte, ma volevamo lanciare un messaggio che nonostante il periodo storico molto particolare che stiamo vivendo, abbiamo la possibilità di dare forma ad una nuova normalità, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza, ma lanciando un messaggio di coraggio e di speranza per il futuro. Nonostante le condizioni meteo che sembravano avverse e non aiutarci in questa manifestazione, oggi siamo qui. Siamo qui per ripartire con serenità, con tranquillità, dando un forte segnale di positività agli espositori, alle associazioni, ai cittadini e a tutto il territorio. Siamo qui grazie a diverse associazioni di categoria che hanno collaborato con l'amministrazione, dalla Confartigianato alla Confcommercio, alla CNA, alla Coldiretti, a Campagna Amica, ma senza l'ausilio della Proloco, del gruppo sostegno parrocchiale, dei Carabinieri Congedo, della Protezione Civile, degli Alpini, Polizia Locale, Carabinieri, non potremmo essere qui in completa sicurezza. Chi si occupa della gestione dei varchi per l'entrata e per l'uscita, chi si occupa del traffico deviandolo nelle arterie secondarie, chi si occupa di controllare che venga rispettato il distanziamento, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani, per vivere questa giornata dedicata all'ambiente, dedicata al giardinaggio, dedicata anche ai prodotti della nostra terra. I fiori danno energia, i fiori, le piante, ma anche le piante da frutto ad esempio. Questa è la stagione in cui si raccolgono frutti, è la stagione in cui la natura dà tanto di sé per poi riposare nel periodo invernale. È un momento in cui abbiamo voluto ridare quella che può essere speranza, quella che può essere energia dal periodo di chiusura, e non c'era mezzo migliore che farlo con la natura.